pasto, è l'alimentazione, è il fatto che se ciò che è altro da me con la sua vita non viene a nutrire me, questo me non sarebbe né mai nato, né mai sussisterebbe, né mai terminerebbe il suo viaggio. Senza l'altro non c'è nessun io. E allora ecco il rapporto che il Vangelo indica, il rapporto l'un l'altro, ma non un rapporto virtuoso, ossia sono così bravo che mi rapporto con gli altri. No, tu senza rapporto non ci sei. Quindi se c'è una pratica cristiana che proprio non merita nessuna attenzione particolare, è proprio l'Eucaristia. Infatti penso che anche a voi quelle Eucaristie celebrate, che sembrerà di essere a teatro, eccetera, eccetera, non credo che siano quelle che vi riempiono il cuore. Invece quando si va all'Eucaristia, dove c'è gente che la vita la tribola, quando fa la comunione forse ha le lacrime agli occhi, no? Ecco proprio quel pane che per farlo maturare ho dovuto tanto sudare. Quel pane è il veicolo del divino, della grazia, della parte più intima di me, e senza l'altro l'io non c'è. E quindi il mio sostrato non è la mia autoaffermazione, il mio sostrato è il rapporto, è il perdono, è l'amore, no? Ecco, allora, queste due pratiche hanno questo grande privilegio, che valgono tanto per chi è devotissimo ed è prete di una religione o orco di un'altra religione, come per l'ateo. Uguali idee. Quindi se qua tra di noi c'è qualcuno che dice io sono ateo, mentre io dico io sono prete, partecipiamo allo Zazen e all'Eucaristia con lo stesso, diremo, diritto, o forse ancora prima di diritto, dovere, perché lo siamo quello che celebriamo. Bene? Ecco, allora nessuno andrà a casa con delle luci particolari, ricevute, smaglianti, no? Perché non siamo qui a celebrare questo, ciò che smaglia, no? Ma siamo a celebrare ciò che è il nostro fondo, no? Ecco, allora adesso ci siediamo in zazen e lo facciamo con un rispetto, facendo un inchino prima ancora che tra di noi, proprio verso il muro, verso questo silenzio. Ci portiamo verso il muro e facciamo un profondo inchino verso il silenzio. Poi ci siediamo tra di noi e se facciamo un inchino tra di noi, perché questo silenzio non è un idolo, è il veicolo della vita. Acqua di fonte cristallina e pura, sei l'innocenza e il candore, o madre, o terra fertile aperta al sole. Su te lo sguardo posa il tuo Signore. Acque tutte benedite il Signore, acque tutte purificate da terra. Signore, versa su di me acqua pura, il mio cuore tornerà più bianco della neve. Acqua nego dedero, qui viveri sera, non si deuma, qui abitati in aiutori altissimi, in protezione dei cieli comoravi tu. Acqua nego dedero, qui viverit exea, non siti eduquam, qui abitati in adiutorio altissimi, in protezione dei cieli comoravi tu. Acqua nego dedero, qui viverit exea, non siti eduquam.
In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli: io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.